Eccoci qui, buongiorno a tutti gli spettatori, affezionati, seguaci dell'Accademia San Marco e a quanti comunque girovagando nel web alla ricerca di qualche video interessante su Dante, che sarà il tema della conversazione di oggi, in occasione del noto anniversario del sommo poeta. Siamo qui con l'ennesima conferenza video organizzata dall'Accademia San Marco. Ospite e principale relatore di questa puntata è il professor Rienzo Pellegrini, ordinario di Lingua e Letteratura Friulana all'Università di Trieste, se dico bene, e, insomma, diciamo, massimo esperto di questa materia nella nostra regione. L'occasione della conferenza di oggi appunto è parlare di Dante, Dante in relazione al Friuli, quindi le testimonianze dei codici, dei manoscritti, anche magari dell'edizione stampa, parlavamo fuori onda di alcune di queste possedute proprio dalla biblioteca del seminario di Pordenone, quindi la testimonianza e la trasmissione dei codici esistenti in Friuli, qualche influenza dell'opera di Dante sugli autori friulani e dice anche la lettura particolare di un passo del nostro poeta. Io quindi adesso mi defilo, lascio la parola al professor Pellegrini per la sua conversazione con il pubblico. A lei, professore. Grazie per la possibilità di essere qui e di poter parlare di Dante e il Friuli e del Friuli e Dante, perché è la doppia faccia. E sgombro subito il terreno da un tema, da un argomento che ha impegnato gli intellettuali friulani per secoli, la presenza di Dante in Friuli. La presenza di Dante in Friuli è possibile, non si può escludere a priori, però non ci sono prove che possano portare a una conclusione, un vicolo cieco, e comunque si tratta di un capitolo interessante per la storia della cultura. Che Dante sia stato antro nella Valcellina è un po' difficile da verificare e quindi, anche se si tratta di tema interessante, lo accantoniamo per altra occasione. Parto invece su qualcosa di solido e di impegnativo, parto dal De Vulgari Eloquentia. Siamo nei primi anni del 300, possiamo precisare un po' meglio, 1303-1305, la fase che precede immediatamente l'inizio della stesura del poema. Il De Vulgari Eloquentia è un trattato non concluso. Dei 4 capitoli previsti c'è pervenuto un capitolo e mezzo con materiale di grande suggestione. Precisiamo intanto, anche se si tratta di precisazione banale, che Dante è alla ricerca del volgare illustre, cioè di un volgare che si differenzia dalla grammatica, cioè dal latino, che possa essere la veste formale di temi elevati. Ed è alla ricerca nell'ambito geografico, ma per Dante non solo geografico, della penisola. Dante individua 7 volgari sul lato sinistro su un fronte dell'Appennino e altrettanti 7 volgari sull'altro fronte dell'Appennino.
7 è un numero simbolicamente significativo, magico a modo suo, e la simmetria è perfetta, anche se geograficamente la corrispondenza è un po' meno perfetta, è quasi perfetta, ma seguiamo Dante e accettiamo la perfezione che Dante vede. Dante, per ognuno dei volgari, sto evitando volutamente il termine dialetto, che è un recupero colto di 2 secoli abbondanti dopo, un grecismo ripescato in ambito toscano, meglio in ambito fiorentino, e che, a differenza del greco, stigmatizza, stilando una gerarchia, i dialetti come espressioni e come sottoprodotti rispetto al volgare o lingua ormai fiorentina. E Dante, per ognuno dei volgari presi in considerazione, allega un esempio pratico, concreto. E questi segmenti, questi spezzoni, definiamoli pure anacronisticamente dialettali, noi possiamo lavorare perché ciascuno di questi spezzoni fornisce notizie, fornisce materiali di interesse, di rilievo dialettologico unici, molto spesso unici. Faccio una precisazione subito, perché sul segmento, brevissimo segmento che Dante adduce per il friulano, tornerò dopo questa prima battuta verso la fine di questo incontro virtuale. Dante allega sempre esempi compiuti, autonomi, autosufficienti in un doppio senso. È compiuto un verso, un endecasillabo o altro metro possibile, è compiuto anche se non rispetta una compiutezza sintattica. E faccio io un esempio a mia volta tra gli esempi danteschi. Per il siciliano Dante preleva dal contrasto di cielo d'Alcamo il terzo verso. Questo significa che non è il primo verso, che non è l'incipit a prevalere, ma il verso che fornisce strumenti o pretesti a Dante per la censura. Il terzo verso del contrasto, il contrasto comincia in modo molto morbido, molto dolce, in modo eletto, possiamo. Rosa fresca, aulentissima, cappare inver l'estate. Ecco, arriviamo al terzo verso, che è in frizione netta con il registro dei primi 2 versi, che sono alessandrini, mentre il terzo e quarto di ogni strofa è dato e fornito da un endecasillabo. Ho ritardato un po' volutamente, consapevolmente, il tragemi d'este focora seteste a volontate. Ecco, anche per noi che non abbiamo grosse difficoltà in apparenza con il significato del primo e del secondo verso, i tranelli, i trabocchetti ci sono anche lì, ma al terzo verso abbiamo bisogno di una traduzione, di una parafrasi. Tirami fuori da questi fuochi se ti è a volontà, se ti è in piacere. Il tragemi d'este focora, soprattutto qui,
ma anche il volontate finale stridono con i canoni che, secondo Dante, devono essere assicurati per il volgare illustre, dal quale il volgare illustre non può prescindere, e li vedremo questi parametri, questi caratteri, questi tratti verso la fine, leggendo la prima quartina, perché non potremo andare oltre, di un sonetto particolarmente famoso di Dante, poi confluito nella vita nova o nuova, anche qui si discute. Un sonetto particolare che, pur noi non possedendo autografi di Dante, ecco, il sonetto conserva una variante che è d'autore, che non è dovuta alla trasmissione, quindi qualcosa di eccezionale. Arrivo al nostro segmento friulano, che è immerso nel latino. Il segmento friulano è ces, fas, tu. Sono 3 monosillabi. La lettura prevista e necessaria per la lettura al tempo di Dante prevede 3 monosillabi e non prevede il ce, fas, tu, che è pronuncia moderna, relativamente posteriore al tempo di Dante. Anche su questo torniamo. Post os aquilegienses et istrianos cribremus, qui crudeliter eructuant ces fas tu. Dopo questi, e non ci interessa, ma siamo nelle prime fasi dei volgari, siamo nel gruppo dei volgari più immediatamente, più vistosamente censurati e cestinati. La traduzione è un po' diversa da quanto tradizionalmente si propone. Ecco, nel latino eructuare, nel latino medievale, eructuare è una voce media, non offensiva, non connotata negativamente. È un pronunciare, è un buttare fuori, se vogliamo esagerare un pochino. È la manifestazione della voce che esce dagli apparati fonatori, e così l'abbiamo detto con eleganza e con tecnicismo. Nel latino a essere la censura specifica è il crudeliter, con accento crudele, e potremmo andare oltre con accento ferino. Sono i 3 monosillabi che offendono l'orecchio di Dante e che rendono la frase impresentabile al cospetto del volgare illustre. C'è fastu, detto modernamente, significa che cosa fai, e può corrispondere con precisione millimetrica al how do you do, non per cedere alla memoria dell'anglicismo che imperversa, ma per portare un esempio che
l'esatto parallelo. How do you do non è una domanda, è un modo di stabilire un contatto, e la risposta non è very well, thank you, che può anche essere per uno come noi, che di inglese mastica quello che mastica. E how do you do ha come risposta ovvia, normale, how do you do. Ecco. E così il ce fas tu o ce fa tu, ancora più modernizzato nella forma, e alla lettera che fai possiamo allargare la semantica in un come stai, e la risposta può essere sì, molto bene, lo diciamo, e tu, così per rispettare la cortesia. Ma la risposta può essere tranquillamente, come per l'inglese, fas tu o ce fa tu. E il parallelo è puntualissimo, anche se abbiamo sconfinato. Avremmo potuto tenerci nei limiti, nei termini, nei confini del De Vulgari e citare la formula del romanesco per noi, del romano, che è il primo ad apparire, e non casualmente, perché Dante sa essere tremendo. Il primo ad apparire è il volgare di Roma, significa censura, sì, della parlata di Roma, ma Dante stabilisce, è un assioma medievale, stabilisce un rapporto di rispecchiamento tra la locuzio, tra la lingua, e i mores, e i costumi, e il livello intellettuale di chi si serve di quella locuzio, e nel dare la priorità a Roma c'è una cattiveria, c'è un veleno che colpisce anche la presunta capitale della cristianità, il centro. Dante sa essere crudele per riprendere il crudeliter che lui applica al friulano. E se fai, che cosa fai? Chiedo scusa, ce fas tu? È una frase totalmente immersa nella quotidianità, nella ferialità, nella comunicazione più informale. E questo per Dante è una spia ed è conseguenzialmente anche una prova del basso livello di Aquilegenses et Histrianos, che si servono di una lingua di questo genere, di un volgare, di una lingua della comunicazione. Arrivo a precisare un po' meglio. Il Tragemides Focora è bersagliato da Dante in modo impietoso, ma il siciliano ha la possibilità di toccare, anche se i gradini molto bassi della poesia, a staccarsi dalla medietà. E il friulano invece, anche se potrebbe essere che quello spezzone di parlato fosse desunto da un componimento poetico, non è presentato come segmento di poesia, perché i mores di Aquilegenses et Histrianos non sono in grado di accedere al livello, neanche al livello più basso della poesia, la poesia comica, comico-realistica,
che anche Dante pratica, ma qui è nel De Vulgari, è alla ricerca di qualcosa che va ben oltre in cieli più rarefatti. Ecco, io continuerei il discorso con la conoscenza di Dante in Friuli, una conoscenza dapprima indiretta, e cito un verso sicuramente trecentesco di una lauda. Cito il verso intanto: e se non pianze, di che piangere sole. Questo verso, che ha subito modifiche piuttosto vistose, che si è settentrionalizzato, che si è, diciamo pure, venetizzato, e un prelievo diretto da uno dei canti dell'inferno più famosi, il canto di Ugolino. Ugolino, vi leggo un pezzetto, vi leggo 5 versi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figliuoli, che eran con meco e domandar del pane. Ugolino è chiuso in questa torre con i figli piccoli ed è privato di tutto, una morte per digiuno, diciamo così, diciamo noi, una morte tremenda, feroce, che ci riporta a costumi che oseremmo dire non sono più nostri. In realtà la ferocia vive ancora nei nostri tempi e non proprio tanto lontano da noi, ma non voglio scostarmi da Dante. Ben sé crudel se tu già non ti duoli. A questo punto di Dante si rivolge al lettore o al fruitore orale, nel caso in cui, e il caso è accertato, fosse anche oggetto di lettura pubblica, non le letture nostre, non le letture che hanno un po' imperversato in questo 7° centenario dalla morte, ma anche nelle piazze. E se non piangi, di che pianger suoli? Vedete, il verso corrisponde perfettamente al verso portato anche sulle piazze nelle laudi. Questa è una conoscenza indiretta. Il fenomeno dei battuti in Friuli è un fenomeno dei flagellati, delle confraternite, è un fenomeno grandioso, perché l'autoflagellazione si realizzava in pubblico, era una autopunizione a sconto dei peccati propri e della collettività. Poi le confraternite, i battuti o i flagellati, ma in Friuli si chiamano battuti, e conserviamo questa voce che è chiarissima, hanno conseguenze sociali, economiche e linguistiche di grandissima portata. Sono forme associative e sindacali anche, ma di associazione e di mutuo soccorso che poi si sono trasformate nel tempo e negli anni. I battuti erano organizzati in confraternite, e le confraternite erano dotati di un laudario non friulano, ma di importazione,
di assorbimento dall'esterno, dall'Umbria in su, se vogliamo, e il passaggio è geografico, ma si tratta di un attraversamento non indolore anche delle varietà di parlato. Ecco perché pianze, pianzere e sole senza il dittongo. Questa è una forma di conoscenza indiretta e non è detto che i battuti stessi e coloro che assistevano a questo, che era anche uno spettacolo, fossero in grado di avvertire il dantismo, il prestito dantesco involontario, si capisce, da Dante, e siamo nel 300. Dobbiamo scivolare nel secolo successivo per trovare due attestazioni lontane un po' dagli occhi della folla. La campana di Gemona. Adesso è visibile la campana quattrocentesca di Gemona. La campana di Gemona è datata 1423. Adesso si trova, è esposta nel Duomo di Gemona. Entrando la si vede immediatamente di fronte, e proprio lì sotto i nostri occhi, di fronte a sinistra. Ecco, decifrare la terzina dantesca che è fusa nel bronzo della campana è un po' problematico e un po' difficile se non c'è la padronanza degli strumenti tecnici. Io leggo questa terzina e poi dico perché lontana dagli occhi oltre che dalle orecchie di un pubblico. La terzina suona così, ma rendendola a voce io modifico anche la pronuncia che nei primi anni del 400 poteva essere anche diversa dalla mia interpretazione. La lettura è comunque una interpretazione, non solo quando leggere è o era Carmelo Bene. Dico Carmelo Bene che è un filtro spettacolare, ma è un filtro anche che devia, che ci fa conoscere Carmelo Bene e non il testo che Carmelo Bene. Ho citato dei morti non si deve dire mai male, non ho detto male, ho detto che soltanto l'interpretazione può riflettere più lo sguardo o l'intento o l'intelletto di chi interpreta che non la sostanza del materiale interpretato. Sono stato un po' grezzo e però l'avvertimento, l'accorgimento è opportuno, perché non basta ascoltare il fine dicitore, bisogna arrivare al testo e al testo bisogna arrivare con gli strumenti storici e tecnici anche. La rima, ad esempio, bisogna saperla individuare e interpretare. Arrivo finalmente alla campana. Virgine madre, figlia del tuo figlio, e fin qui non ci sono. Umile e alta più che creatura, termine fisso, è scritto così, dobbiamo leggere fisso, delo, eterno, conseglio. Conseglo è scritto. Vedete che qualche forzatura io l'ho dovuta applicare interpretando grafemi, cioè soluzioni grafiche che erano chiare al tempo. Leggiamo in versione
critica, diciamo così, ma ci sono state tante edizioni critiche della Divina Commedia che anche la scelta di quale edizione critica e di quale codice è stato preso a base della edizione, anche questo è una scelta. Ci troviamo a bivi o a trivi o a quadrivi, e andando a destra non è come andare a sinistra, andando dritti non è come retrocedere alle spalle. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno e doppia, perché doppia doppia è la soluzione del nesso latino, per noi è una consonante consiglio e non consiglio, consiglio con una restrizione del vocale che è fiorentina, che è anche toscana, non è sicuramente settentrionale. Ecco, questo dicevo, che adesso la campana si può anche toccare, si può sfiorare con le labbra come gesto devoto, ma sul campanile era un po' distanziata dal pubblico che ascoltava il suono, e non è detto comunque che la comunità di Gemona, nel momento in cui, nella fase preliminare della ascesa verso l'alto della campana, voce di Dio, comunque voce dell'Eterno, fossero in grado di decifrare e di decifrare culturalmente, di riconoscere la terzina del Paradiso di Dante. Vedete, abbiamo fatto un salto enorme dall'inferno al Paradiso. Faccio un salto geografico e altro canale, altra location. Adesso il sorriso è voluto. Possiamo spostarci di qualche anno, di una generazione, più o meno di metà del 400, nella casa Altan, una casa quindi di alto profilo culturale, dove non tutti erano ammessi, non erano ammessi certo tutti, nella sala affrescata, dove gli affreschi recuperati hanno recuperato parzialmente sia le immagini, le virtù teologali, sia le terzine dantesche per ciascuna delle virtù teologali. Frammenti non sono, ho parlato di frammenti, era un lapsus, volevo dire, gli affreschi non sono integri e neanche i versi sono integri, ma per la fede, per capirci, fede e sostanza di cose sperate ed argomento delle non parventi, e questa pare a me sua quidditate. Ecco, vedete che anche il filtro, l'interpretazione di un fine dicitore attento al messaggio culturale, in questo caso non può basarsi soltanto sulla sua voce. Qui servono nozioni teologiche, ma servono nozioni anche linguistiche che non sono immediatamente raggiungibili dal comune lettore.
serve il commento, serve un commento che non si sovrapponga, che non limiti la lettura, che non prevalga sul testo, che sia al servizio del testo, ma quidditate è un latinismo che noi possiamo rendere con essenza, con sostanza, ma essenza dice forse meglio, ma fede e sustanza, meglio dire essenza nella parafrasi, di cose sperate. Anche qui, se non interviene un minimo di commento teologico, e vaghiamo nel buio, e notte pesta, ed argomento delle non parventi, e ancora più pesta la notte, il buio, perché non è da spiegare solo argomento, ma anche non parventi, le cose che non si vedono. E osservo ancora, per fare un salto di tipo stilistico, retorico, parventi, e torna subito dopo nel terzo verso, parventi e pare. Parventi è un participio presente diventato aggettivo, pare terza persona di... Si tratta di un poliptoto, di una figura retorica che importa conoscere per decifrare, per arrivare al testo. Ecco, arrivo adesso a un autore, cambiando un po' registro, che di massimo livello nel 400, con la vita terrena, sfora nei primissimi anni del 500 per il Friuli occidentale, ma non soltanto per il Friuli occidentale, per il Friuli tout court, per il Friuli che implica l'inclusione nella zona circoscritta quantomeno di Gemona, perché Pietro Edo, anzi partiamo dal nome più vicino al parlato, del zoccolo. E che cosa vuol dire zoccolo? Perché zoccolo per noi vuol dire zoccolo, e non è il caso in questione sotto i nostri occhi. Zoccolo vuol dire capretto, e in realtà, come scalando, meglio, ascendendo un gradino più alto, meno compromesso con il parlato, Pietro Edo, Pietro del zoccolo, il livello più basso, ma comunque attestato, comunque anche come autore attestato, no? E poi livello più alto, umanistico, con un recupero del termine latino, Pietro Edo. Vedete? Soltanto il nome di questo autore, 1426, forse la data di nascita, se non è 26 e 25, siamo lì, siamo già entrati nella seconda generazione del 400, 1507, se la memoria non mi tradisce, perché sulla memoria bisogna andare molto cauti. E sto parlando a braccio, qualcosa ho nei miei appunti, ma sto parlando correndo questo rischio, ma un po' di informalità e garanzia di comunicazione più diretta, più immediata, non una garanzia totale. E Pietro
del Zoccolo, Edo e in mezzo Caperetto, è autore abbondantissimo nella seconda metà del 400. Scrive soprattutto in latino, ma scrive anche in volgare. E noi ricordiamo un suo poema, una sua visione, un poema sotto forma di visione che richiama già Dante, che richiama anche Petrarca, i Trionfi, e che richiama anche Boccaccio. Così tutti e tre sono accontentati. Ma la terzina narrativa è specifica della Divina Commedia e gli altri vengono dopo in termini di cronologia pura, ma anche in termini di adeguamento a un genere metrico che si è già fissato come genere narrativo. Sarà il 500, tra 400 e 500, a prediligere come verso per la narrazione l'ottava. Ecco, e Pietro Edo, la datazione, è autore di un poema in 19 canti o cantiche, senza titolo, anepigrafo. Il titolo è stato rimediato dall'editore moderno Francesco De Nicola, ma rende perfettamente la tematica del poema e della visione. Rimedio amoroso. E il rimedio amoroso come titolo ci dice già qualcosa della scelta operata da Pietro Edo, che si rifà e traduce, parafrasa, volgarizza un autore latino come Ovidio, e poi, a completare il poema, volgarizza anche un autore più tardo latino che è Boezio. Ho avuto un attimo che ho sanato il De Consolazione Filosofie, la consolazione offerta dalla filosofia. Rimedio amoroso significa rimedio, ricetta o insieme di ricette per non cadere nella tentazione amorosa. E il colmo, il massimo della ricetta è offerto dalla filosofia, e la filosofia ha un suo autore per eccellenza in Severino Boezio. Quindi un autore che non rispetta, Pietro Edo, la proprietà letteraria, che è un concetto e una pratica tutta nostra, perché principio medievale, ma il principio medievale vale a lungo. Il 400 e Pietro Edo si può collocare, nonostante l'uso e l'abuso del latino, non latino ciceroniano, e quindi siamo prima del Rinascimento o prima dell'umanesimo in termini più stringenti. Spero di non aver creato confusione con tutti questi riferimenti. E torno. La proprietà letteraria non esiste e si può parafrasare e considerare proprio anche un poema a parte o parte di un poema e di un trattato filosofico
come l'Ovidio e come il Boezio. Non si trasgredisce nessuna regola, anzi si seguono paradigmi, si seguono pratiche, si seguono consuetudini ben consolidate. Faccio un esempio ancora. Autore, poeta e non solo poeta, filologo scaltrissimo è il Poliziano, ma nella sua poesia esiste il principio applicato con una raffinatezza sontuosa, il succhiare fior da fiore. Ecco, e forse non con la raffinatezza, anzi, non con la raffinatezza di Poliziano, anche Pietro Edo succhia fior da fiore, e la lingua del rimedio amoroso è spesso un intarsio di lessico, soprattutto petrarchesco, ma anche dantesco. A noi interessa qui Dante e io vi porterei un esempio con una citazione un po' più ampia, più estesa, ma con una precisazione che non è di poco conto. Importa nella lettura di un verso anche individuare la sede in cui il prestito o il prelievo, o diciamo pure il furto o il nettare succhiato compare. E posizione di privilegio è quella finale, quella di estremità del verso, dove figura la rima, e la rima ha tanti valori, ha tante funzioni, ma anche quella mnemonica. Ecco, io adesso vi leggo prima Dante e poi vediamo un pezzetto, sono 2 terzine soltanto del rimedio amoroso. Clamoroso nel mezzo del camin, sottolineo con una pausa le parole che ci interessano. Di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Salto un pezzo, ma poi chi fui al piè d'un colle giunto, laddove terminava questa valle, che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dai raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Ho letto molto male, ma adesso recupero di nuovo le parole che ci interessano. E nel corpo del verso, camin, primo verso, e nel corpo del verso anche vidi, ma smarrita, valle, spalle, calle sono in punta, sono dei rimanti, sono le parole che portano la rima. Vi leggo adesso Pietro Edo. Io sono più abituato a dire Pietro Capretto e mi scapperà ancora, ma stiamo per congedarci da. Io viddi lo camin tuo smarito, ch'io dubitai non da lo vero calle già fosse il rude ingegno tuo partito,
ed imperò son scesa in questa valle dall'alto loco al qual tornar desio per farti al mondo volgere le spalle. Ho letto in fretta, ma adesso cerco di spiegare. C'è un personaggio femminile, una certa Camilla, oggetto della passione amorosa, che scende dal cielo in aiuto del protagonista, per non sbagliare, e per ricondurre il protagonista smarrito sulla retta via. Ed è tutto questo, già Beatrice che scende dal cielo, ma scende dal cielo non proprio fin sulle soglie della smarrita via, ma così in filigrana dobbiamo leggere Beatrice. Riaffiora Beatrice che, mossa da carità, abbandona temporaneamente il paradiso per indirizzare sul giusto cammino l'innamorato di un tempo. E troviamo Smarrito che corregge Smarrita in rima nel terzo verso, ma troviamo poi valle, calle, valle, spalle e versi rimanti identici, cioè la stessa parola con la stessa rima, la stessa parola portatrice della rima, si trovano sia in Dante, valle, spalle, calle, sia nel brano di Pietro Capretto che ho appena letto in ordine diverso: calle, valle, spalle, calle. E c'è un'altra opera volgare di grande interesse di Pietro Edo, Pietro Capretto, l'Ufficio de Nostra Donna, che è un volgarizzamento dell'ufficio, volgarizzamento non in friulano, ma in questo volgare che fonde, che intreccia tratti veneti o settentrionali più genericamente e tratti toscani. Vi leggo un pezzetto. Li peccatori aveano piacere di fabbricare sopra le mie spalle, credendo longamente possedere, ma non pensavan che per cotal calle se prolungava sua iniquitate fino al descender della cieca valle. Vedete? Spalle, calle, valle. Sono i primi segmenti, le prime tessere a essere memorizzate. Sono uno strumento formidabile per scrivere nuovi versi, ma anche per stabilire un contatto col precedente illustre, a tratti di Petrarca e a tratti di Dante. Adesso passo a un altro capitolo e la presenza in Dante, non nella memoria degli intellettuali, magari nella pratica della lettura degli intellettuali, che comunque nella regione privilegiavano il latino. Non c'è molto nel 400 di volgare, diciamo, con un anacronismo di qualcosa che si avvicina all'italiano, quasi niente di friulano, quasi
niente. Volevo leggervi, mi è cascato l'occhio adesso di un verso petrarchesco riportato quasi di sana pianta, Petrarca da uno dei trionfi, il trionfo della morte, e di rosette ornata e di viole contro, di rose incoronata e di viole, il primo con il diminutivo, e Pietro Edo Capretto del Zoccolo, molto più morbido, molto più melodioso, il di rose incoronata e di viole. La presenza di Dante in Friuli, in codici illustri, in codici famosi, ma io privilegio in prima battuta un paio di esempi di codici di cui è certa la presenza in Friuli nel 400, non prima del 400. I codici illustri sono importantissimi e sono una gioia per gli occhi nostri, sono anche trecenteschi, ma ci torneremo perché un paio ne cito tra un attimo. Sulla fonte alla quale mi riferisco adesso ha lavorato splendidamente Cesare Scalon, e volevo recuperare non soltanto con un volume magistrale, non riesco a... sì, ho l'opposizione anche dei fogli, e così non trovo neanche, ma non importa, libri in circolazione nell'alto medioevo. Volume magistrale nel quale si possono trovare spunti da sviluppare in modo straordinario. Ecco, e interessa perché interessano gli inventari. Gli inventari possono essere post mortem o anche in vita. Io cito soltanto un inventario post mortem. Gli eredi devono spartirsi i beni lasciati, e tra i beni lasciati compaiono anche libri, compaiono manoscritti, compaiono codici. E si tratta di un nobile, Luigi del Fu Carlo della Torre, e gli eredi sono ugualmente della Torre o Torriani. Ricordiamoli: Niccolò Raimondo, e Raimondo è del Fu Nicolino della Torre. Adesso non imbrogliamoci nella ricostruzione di un albero genealogico che per noi non ha nessun interesse. In latino è l'inventario, e siamo a Udine nel 1454, in parallelo dunque con gli affreschi di Casa Altan a San Vito. Et primo è un latinorum, e facilmente unum librum vocatum dant in bombacina, non in pergamena, materiale più pregiato, è un Dante chiamato
chiamato Dante, un libro, e abbiamo l'inizio e 3 incipit, 3 versi iniziali e 3 versi finali per 3 libri, libros, giusto, no? Perché il librum mi confondeva e mi portava verso il neutro. E è un giochetto questo per interrompere, per sorridere un attimo di me che sto parlando, ma anche io di me che sto parlando. Ecco, io leggo soltanto un verso: per cuorer miglior acqua alza le velle. È un incipit un po' barbaro ai nostri occhi se leggiamo una redazione in edizione critica, quale che sia l'edizione. Percorrer migliori acque, rileggo, percorrer migliori acque alza le vele. Ma torno al nostro inventario: per cuorer miglior acqua alza le vele. Barbarizza un po' il testo, forse è il notaio che legge malamente il testo stesso, forse era il manoscritto che il notaio aveva sotto gli occhi. Però è importante che ci siano queste varianti. Le varianti ci dicono di una fortuna che attraversa geograficamente l'Italia e arriva alla metà, almeno alla metà del 400 in Friuli. E interessa anche il materiale non pregiato che farebbe portare l'attenzione su una biblioteca particolarmente raffinata, dove a essere preso in considerazione non fosse il contenuto, ma l'aspetto esteriore, il carattere lussuoso del prodotto, dell'artigianato, se vogliamo. E quindi la troviamo nella biblioteca aristocratica, alta nobiltà, quella dei Della Torre o Toriani. Ecco, però è in carta e non in pelle. C'è un altro dettaglio che interessa, scusate, vale a dire un Dante dato in prestito, portato al banco dei pegni, e siamo un po' più avanti negli anni, nel 1467 circa, e siamo a Cividale. Vedete che giocando abbiamo messo insieme Pordenone per Pietro Edo, che si forma umanisticamente a Pordenone, che a Pordenone è componente della fraternita dei Battuti, che si trasferisce a Gemona per salutare la campana, forse, ma sempre per la confraternita dei Battuti. San Vito al Tagliamento e adesso Cividale. Ecco, verosimilmente la caducità
ho usato un termine, dei codici aristocraticamente privilegiati è minore rispetto alla moria dei codici di minor qualità e di minor pregio anche monetario. Ecco, e anche l'impiego presso il Banco dei Pegni ci dice che si tratta di qualcosa di pregio, ma si dice anche che uno che ha bisogno di un prestito mette per avere i soldi, diciamo, con tono, con registro molto basso, per avere il liquido e si priva temporaneamente del codice, anche se non di grande pregio. E concludo in questo modo un po' brusco questo che però secondo me è la parte di maggior interesse culturale, perché ci dice che intanto ci data, e noi non sappiamo se l'inventario notarile del 1454 si riferisce a un prodotto più o meno del tempo, ma ci fissa un termine antequem, prima del quale collocare, almeno prima del 1454, almeno prima del 1467, e restano codici di pregio superiore anche sotto l'aspetto finanziario. Io ve ne cito quattro, mi pare che quattro sono quattro evangelisti, quindi, e poi quattro non è un numero primo, ma è un numero di buon rilievo statistico. E cito come mi vengono, e sottolineerò però un pregio che non è solo di tipo finanziario, uno di questi quattro codici, il Bartoliniano, Biblioteca Arcivescovile di Udine, intero poema, membranaceo, quindi pergamena, secolo XIV, quindi 300. Ecco, merita una deviazione questo codice, sul quale ha lavorato un poligrafo, uno che ha scritto di tutto tra fine 7 ma soprattutto inizio 800, Quirico Viviani, che ha pubblicato la Divina Commedia. È una edizione di tutto rispetto, un'edizione Mattiuzzi dei primi anni dell'Ottocento, sono bei volumi. Ecco, Quirico Viviani ha avuto la sciagurata idea di, poi l'hanno fatto anche altri, e lo hanno fatto altri prima, di raschiare la pergamena e di correggere la pergamena. Ma anche nella prassi dei nostri giorni ci sono curatori di edizioni che possono essere Dante Alighieri e può essere anche
un poeta dell'Accademiuta di Lenga, Furlana di Casarsa. E questo secondo titolo, sì, è citato non a caso. Dovere primo del filologo e quindi del curatore di una edizione è il rispetto dell'autore. L'autore non si tocca, l'autore si interpreta, possono emergere anche svarioni, li si segnala nel commento, non si corregge mai per migliorare l'originale. Il filologo non ha questo prerogativa, gli è negata e civilmente abominevole. L'ho detto con una clausola, il bartoliniano, il Fontanini della biblioteca guarneriana, bellissimo codice, ma la presenza del codice in Friuli è post mortem di Giusto Fontanini, che lascia la sua biblioteca a complemento di quella quattrocentesca di Guarnerio d'Ardegna, e quindi va benissimo per la storia della cultura e anche va benissimo per gli occhi, che vedere purtroppo non si possono toccare se non con accorgimenti e con giustificazioni che un comune mortale non ha. Questi codici si potranno vedere anche in mostra cividale, ma fa storia della cultura o fa storia per la cultura soltanto la morte di Giusto Fontanini, che era un bibliofilo portentoso e che aveva anche, in quanto porporato, anche era arcivescovo anche di Ancira, di Ankara, che non ha mai visto, però qualcosa arrivava di sonante, diciamo, anche da Ancera. Non stava male economicamente e poteva permettersi di organizzarsi, di farsi una biblioteca con acquisti, biblioteca di altissimo profilo. E aggiungo altri due codici. Il codice Florio della Biblioteca dei Conti Florio di Udine, anche questo è trecentesco, anche questo è membranaceo. E lo cito per una ragione. Il codice Florio è il codice di riferimento, il codice alla base dell'ultima edizione critica del poema stesso. L'edizione guidata, presieduta, curata da Paolo Trovato, con una schiera di collaboratori. Io non l'ho vista stampata completamente e quindi potrebbe essere ancora in corso, ma il codice Florio è stato scelto come presumibilmente nella veste linguistica, che è comunque settentrionaleggiante, è il meno distante dalla veste postulata, ipotizzata per la veste linguistica del poema di Dante, che noi non conosceremo mai. Questi filtri costituiscono quei crocicchi di cui dicevo prima. C'è anche il codice Claricini, per il quale invece possiamo tracciare una storia. E il codice è della Biblioteca dei Conti Claricini Dornpacher di
Bottenicco. Siamo nei pressi di Moimacco, non lontano da Cividale. Il codice si chiama Claricini perché è stato esemplato, è stato copiato da un codice veneto nella seconda metà del 400. Ecco, questo codice è stato su antigrafo esterno, confezionato in Friuli, e mi pare che sia un pregio che si appaia, che si affianca al pregio assegnato al codice Florio. Ecco, però è bene ed è bello vederli tutti con a fianco altri codici ancora, e accontentare l'occhio, c'è un detto friulano, non è riempire lo stomaco, ma accontentare l'occhio e soddisfare qualche esigenza che è distante dallo stomaco, ma che è umana. Ecco, adesso farei un salto anche come genere e mi avvio verso la conclusione. Dante è stato oggetto di traduzioni parziali o integrali, e tradurre i classici in un certo modo è una voga cinquecentesca. Non si tratta di tradurre per avvicinare, si tratta di tradurre in presenza virtuale dell'originale. Chi legge, chi ricorre a queste, tra virgolette, traduzioni, conosce l'originale e l'originale viene abbassato. In friulano si conoscono traduzioni parziali dei primi due canti del Furioso. La tecnica però e la strategia è la stessa. La Verginella è simile alla rosa, ecco, per citare l'avvio di una ottava tra le più proverbiali del Furioso, la rosa si degrada a latte cagliate, a yogurt, diciamo, e non si degrada troppo per i nostri gusti, ma la rosa soddisfa sensi più nobili che non sono quello del gusto, e con una discesa anche dall'alto verso il basso nella geografia corporale, dico così, anatomia, verso il basso corporeo, verso zone interdette. Ecco, l'Orlando Furioso e non diciamo l'inferno dantesco scende verso la termine elegante, la scatologia, e io comincio soltanto e poi, ma perché poi cosa c'è di contronatura e del cul fece trombetta? È una cosa naturalissima, fisiologicamente necessaria, anche se è un demonio a emettere questo suono di scherno. Ecco, i precedenti ci sono, ma le traduzioni parziali, una in particolare, anche di Dante novecentesca, segue questo criterio di degradare, e per gustare un volgarizzamento, una parodia di questo tipo è necessaria
è ineliminabile la conoscenza dell'originale. Allora, vi cito alcune citazioni parziali e poi due integrali. E una citazione parziale, canti di grosso peso, Francesca il Quinto ad esempio, e Pietro Bonini, che è un onesto e più che onesto, è un notevole poeta tra 8 e 900 a cavallo. È parziale anche la traduzione dei primi due canti, e qui siamo in pieno Novecento, di Giso Fior, è un carnico che emigra a Milano, che a Milano organizza un fogolar, che è autore in proprio di versi, di villotte messe anche in musica, che è autore anche di una raccolta di villotte di canti popolari, che è un organizzatore, che è una persona seria e civile, e traduce, ma gli esempi sono clamorosi. Possiamo pensare a Carlo Belli, no? Scusate, a Carlo Porta, li ho incrociati, Carlo Porta e Belli, Giuseppe Gioacchino Belli, Milano e Roma, stavo per dire di nuovo Belli. Carlo Porta è il dissacratore, Belli è dissacratore, in altri termini, in altra forma. Cito anche un traduttore parziale, ma di statura ben diversa, un pittore, Anzil. Anzil è nato nel 1911 ed è morto nel 2000. È un pittore di alto, per me di altissimo livello, e non occorre dire altro. Verso la fine, o quantomeno solo negli anni 90, 97, se la memoria non mi imbroglia, ma potrebbe imbrogliarmi, sono anni 90. A Tolmezzo, presso la biblioteca, c'è stata una mostra di disegni o di bozzetti di Anzil, accompagnati da Anzil in il brano illustrato dal bozzetto, viene tradotto con una notevole freschezza insospettabile e del tutto inattesa di Anzil. È una specie di antologia che attraversa le tre cantiche e che si esprime in un doppio codice, il codice per gli occhi soltanto e il codice idealmente per l'ascolto. E la mostra di questo materiale è riapparsa nel 7° centenario a Pordenone presso la casa dello studente a cura di Giancarlo Pauletto, e così ho fatto un po' di propaganda a questa mostra e al suo curatore. Ci sono due traduzioni in friulano integrali. Una è dovuta a un friulano della zona di Casarsa, emigrato in Canada
da tantissimi anni, stabile e radicato nella British Columbia, che si chiama Hermes Culos. Almeno parte di questa traduzione si raggiunge facilmente online su internet. Più recente è la traduzione, che non mi sembra abbia avuto l'attenzione che meritava, traduzione di Aurelio Venuti, che non solo ha tradotto tutte e tre le cantiche, ma ha conservato anche la rima in un friulano che rispetta l'ortografia, che rispetta la grafia ufficiale, quindi ha tutti i crismi per una diffusione anche nelle scuole. Con la grafia ufficiale porta con sé il modello di friulano che quella grafia implica. Spero di non essere stato poco chiaro e credo di non essere, sono stato oggettivo e neutro, non sono favorevole, non sono per niente favorevole alla grafia ufficiale, ancora di meno al modello di friulano che la grafia ufficiale propone surrettiziamente. Il lavoro di Aurelio Venuti merita considerazione perché è un lavoro di lunghissima lena e perché c'è scorrevolezza, c'è, ecco. E ultimo punto, la lettura della prima quartina soltanto. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, cogne lingua deven tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Sonetto lo so a memoria, leggendo mi sono impaperato e, come succede, avessi dato ascolto alla mia memoria, non mi sarei impaperato. E dobbiamo recuperare a questo punto anche quel ces fas tu che abbiamo abbandonato perché abbiamo riservato al ces fas tu l'entrata e l'uscita, dando rilievo, dando a questa attestazione dantesca il rilievo che merita. Io adesso leggo profanando, infierendo sulla prima quartina, sul primo verso. Ci basta il primo verso. Tanto gentile e tanto onesta pare. Le parole chiave sono tre. Due di queste sono i due aggettivi, gentile e onesta. Sono parole chiave per il significato, sono parole chiave anche che ci permettono di recuperare in estrema sintesi le caratteristiche che Dante prevede vincolanti per il volgare illustre. Spero di essere stato chiaro. La misura è quella la misura prevalente è quella del trisillabo. Sono tre le sillabe, come gentile e onesta. Se scendiamo, troviamo saluta, troviamo tremando, troviamo ardiscon, vedete, e anche guardare. Se anche la donna, vedete,
sono due morfemi, sono due parole distinte, tecnicamente di definirle parole è inesatto, ma la donna, l'articolo si aggancia necessariamente al sostantivo di cui è parte. L'articolo non può stare in isolamento, è privo di accento. Va bene, gentile e onesta. Allora, i 3 monosillabi dei vulgari eloquenzia sono in totale attrito, in totale contrasto con le caratteristiche vincolanti del volgare illustre. 3 monosillabi, i monosillabi non sono categoricamente esclusi dal volgare illustre, perché, ad esempio, i pronomi personali io, tu, me, mi sono monosillabi e sono irrinunciabili. Sono irrinunciabili anche, ma con il giusto dosaggio, i bisillabi, le parole piane, e eccezionalmente i quadrisillabi, oltre la misura classica, la misura canonica per eccellenza del trisillabo, non si dovrebbe andare. Il resto deve giocare in equilibrio. C'è un altro aspetto: devono essere evitati gli incontri aspri, gli incontri soprattutto aspri per le consonanti. Guardiamo il nostro pezzetto. Ces, fas, tu. È un martellamento che è naturalmente cacofonico e che alle orecchie di Dante, anche se Dante forse non aveva ascoltato direttamente questa pronuncia, comunque idealmente alle orecchie di Dante sono blasfeme. Non so se spero di essere stato chiaro. C'è allora il ces fas tu è da scartare in quanto opposto ai criteri che ho cercato di chiarire. Ci sono 2 cose da dire ancora. Cesse nel friulano attuale, ma anche in quello trecentesco, la parola era esattamente o c'è, oppure nel corso del tempo se, e ancora nel corso del tempo se. C'è una S in più che legittima in fas tu, che non è legittima in ces, che però è opportuno conservare perché Dante anche in questo si presenta, si conferma sanguigno, anzi velenoso, ipercaratterizza, caricaturalizza e quindi deforma in accezione grottesca. Vado. Uno sguardo ancora, un ultimo sguardo ai trabocchetti che propone il lessico.
Tanto gentile e tanto onesta pare sono parole del nostro uso quotidiano, ma il loro valore nel tempo si è modificato in profondità. Gentile e onesta, i due aggettivi, ma aggiungeremo poi anche pare, hanno un significato tecnico che a noi resta precluso se non c'è un commento che riempie questi termini del loro valore specifico. Gentile nel linguaggio, se vogliamo nel gergo dello stile nuovo, indica una nobiltà che non dipende dal sangue, una nobiltà quindi non di tipo feudale, una trasmissione di generazione in generazione. È la nobiltà d'animo che caratterizza questa creatura, che è Beatrice, sovrannaturale. Gentile è la nobiltà d'animo, una nobiltà non di terra, non di sangue. Onesta ha anche un significato tecnico, indica il comportamento esterno, i modi del presentarsi che fa coppia con gentile. Gentile è il cuore, è il significato, i modi che esprimono, che rendono manifesta quella gentilezza interiore, quei modi si definiscono onesti. Prendiamo adesso per capire meglio il salto al quale ci costringono i secoli. Tanto onesta pare. Ecco, se noi usiamo questa frase riferendola a una persona concreta, non facciamo un complimento, anzi neghiamo il complimento nella nella maldicenza, si può definire solo così. Tanto onesta pare significa che l'onestà è di superficie, la realtà invece si oppone alla onestà stessa. Pare, appare, compare. Ecco. Pare invece è verbo che Dante ripete nel sonetto con un significato tutto suo. Adesso ricorro al calendario liturgico. L'Epifania. L'Epifania è il momento in cui Gesù, bambino, no? Bambino ancora, si manifesta nella sua realtà vera, nella sua condizione metaterrena, pur essendo terreno. Lo stesso significato va attribuito a pare, tanto nobile d'animo, per fare una parafrasi, e tanto composta, tanto coerente nei movimenti esterni, si dimostra, si manifesta, ma nel senso appunto dell'Epifania. Ecco, è una spiegazione abbastanza pesante, ma necessaria per tornare al significato e alla comprensione e al rispetto per l'autore. Non
ho letto neanche un verso friulano, avrei potuto pescare nelle traduzioni della Divina Commedia. Leggo alla fine un verso che è dignitosissimo, che è armonioso, che è onesto, che è tradotto bene, ma che allo stesso tempo tradisce il significato originale. Si tratta di una traduzione di Meni Uccel, Ottmar Muzzolini, più noto per versi scherzosi, versi di una comicità quasi scontata, ma anche traduttore fine e sottile. Ha tradotto bene anche Dante. Proviamo a vedere il primo verso soltanto. Tan fine e cussi candide si ale. La parafrasi italiana di questo friulano aderisce quasi alla lettera al friulano, tanto fine e tanto candida, fine, non fina, fine, si eleva, l'unico elemento difforme dalla coincidenza è ale, si eleva, ed è un verbo che, se la memoria non mi tradisce, non è stato accolto nei repertori friulani, nei dizionari in uso. Se guardiamo, ma senza malizia, solo per la voglia di capire, fine e candide non rispondono al gentile e onesta che abbiamo visto nel sonetto di Dante. Dovremmo quindi concludere con una bella infedele, ma profondamente infedele, perché l'ideologia sottesa al dolce stil novo e a questo sonetto, che si può considerare il manifesto dello stil novo, vogliono una comprensione secondo i loro principi e non secondo i nostri capricci. Sì, perché dietro alle parole spesso c'è un mondo, no? È una civiltà, e quando questo mondo, questa civiltà scompaiono è poi difficile recuperarle anche linguisticamente, insomma. Ringraziamo il professor Pellegrini per la cortesia, per riprendere un termine antico, Va bene, della civiltà cortese del Medioevo, per essersi prestato a questa chiacchierata, che è molto più di una chiacchierata, insomma, una vera e propria relazione colta e ricca di spunti di riflessione su Dante. E ringraziamo anche chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, e arrivederci alla prossima conferenza dell'Accademia San Marco.